Con la Domenica delle Palme è iniziata ufficialmente la Settimana Santa aragonese. Al termine della Santa Messa celebrata dall'arciprete Don Angelo Chillura presso la Chiesa Madre, è stato benedetto il nuovo stendardo della Confraternita del Santissimo Crocifisso di Aragona, le cui origini risalgono al 1721. Ascoltiamo la spiegazione del professore teologo Alfonso Cacciatore. Rispetto al primo stendardo reca due date, 1721 e 1987. La prima vuole celebrare i 3 secoli della fondazione della congregazione dei servi di Nostro Signore Crocifisso, avvenuta in Aragona il 21 settembre 1721. La compagnia dei servi, così leggiamo nelle carte, che popolano con amore Valentina Cipolla, Damiano Graziano, Giuseppe Alessi e Carmelo Sciortino, insieme alla confraternita della Madonna del Carmine del 1622 del Crocifisso, è quella che ha dato di fatto forma alla Settimana Santa aragonese. A queste venerabili confraternite la nostra confraternita si è rifatta nel 1987, il 15 aprile del 1987, e si ispira. Lo stendardo è stato offerto dalla signora Maria Rizzo, la mia prozia, ultra novantenne, che è residente da qualche anno a Torino, a ricordo del marito Gerlando Buscemi, figlio di Ninfa Strio, mia bisnonna, vedova signorina Lamento, la Maria ricorda mia nonna con il campanello